crisi idrica, o si risolve o rimetto il titolo Agrigento, capitale della cultura. Durissima presa di posizione del sindaco di Agrigento Micichè e ieri assemblea dei sindaci dell'AICA. Autismo, un'intera settimana di riflessioni dedicata al tema dall'Istituto Guarino di Favara e un concorso nazionale, oggi la premiazione. Naufragio di migranti con una donna morta al largo di Lampedusa, auto rubata in via Sturzo, incidente stradale a Porto Empedocle con un ferito in codice rosso. La lingua italiana è informatizzata, le fabbriche chiaramontane e la vera storia di Vittina Crozza a Favara. E a tutti un saluto dalla redazione di TVA Notizie. Apriamo con quello che potrebbe veramente configurarsi come un colpo di scena del sindaco di Agrigento Micichè, che ieri ha detto: rimetto il titolo di Agrigento capitale della cultura se il governo nazionale non darà soluzione ai problemi che attanagliano la città per quanto riguarda la crisi idrica. Sentiamo. Dura, chiara e anche coraggiosa presa di posizione del sindaco di Agrigento Micichè, che ieri, intervenendo all'assemblea dei sindaci di AICA, ha dichiarato senza mezzi termini: sono pronto a restituire il titolo di Agrigento capitale italiana della cultura 2025 se la città dovesse essere ancora irrimediabilmente attanagliata dalla crisi idrica. Sentiamolo. Cosa fare? Noi abbiamo nell'immediato una sola soluzione, così vado subito al dunque perché penso che ci sono altri colleghi che vogliono intervenire. Mi si accusa, Presidente, che io non parlo, sto fermo, non faccio niente, perché bisogna gridare o fare forse la danza della pioggia. Ebbene, però io ho lavorato col governo regionale, fino a stamattina col Presidente Schifani, lo rivedrò mercoledì mattina, e giovedì mattina sarò col ministro Musumeci e col ministro San Giuliano, perché sono anche disposto a consegnare al ministro San Giuliano il titolo di capitale italiana della cultura 2025 se il governo nazionale non trova una soluzione, perché non posso. Una dichiarazione apprezzabile che, se da un lato può rappresentare una via di fuga, come alcuni pensano, rispetto ai ritardi che stanno caratterizzando la macchina organizzativa di Agrigento, capitale della cultura, dall'altro deve misurarsi con l'assenza di quella politica che ha generato carrozzoni su carrozzoni incapaci di dare soluzione al problema dell'acqua. E con l'imminente evento che porterà Agrigento al centro del mondo, il nodo è venuto al pettine. Complice certamente il cambiamento climatico e la conseguenziale siccità, ma anche l'inadeguatezza a utilizzare finanziamenti, progettare nuove reti, insomma compiere atti che nel terzo millennio avrebbero dovuto portare Agrigento fuori da questo pantano. Lo dice chiaramente Giuseppe Riccobene di Lega Ambiente. L'emergenza, sostiene, è l'alibi di chi non sa o non vuole lavorare. Come dare torto, dichiara attraverso il suo profilo social, a chi pensa che alcune emergenze siano create ad arte. E fa bene il sindaco Micichè a protestare, anzi l'apprezzamento della cittadinanza crescerebbe in maniera esponenziale se con lo stesso vigore e decisione protestasse per le strade piene di buche, la spazzatura che costella le vie, l'assenza di collegamenti e la richiesta di commissioni che accertino i ritardi su tutto e su tutti, perché cultura, al di là degli eventi, è proprio tutto questo: è acqua, è strade, è qualità di vita di quanti hanno avuto il coraggio di rimanere su questa meravigliosa e martoriata terra. E fin qui la provocazione del sindaco, una posizione dichiarata nell'ambito dell'assemblea dei sindaci dell'AICA tenutasi ieri in prefettura e convocata dal presidente Alfonso Provvidenza. E lì per noi c'era Arturo Cantella a seguirla. Sindaco, una importante riunione oggi per affrontare un gravissimo problema che è quello della mancanza d'acqua. Come penserete, di quali soluzioni avete in mente?
Ma innanzitutto è chiaro che la situazione è abbastanza complicata, sono diverse le criticità che dobbiamo affrontare e quindi dobbiamo porre in essere una serie di interventi che chiaramente non possiamo attivare da soli. Abbiamo la necessità di avere un confronto immediato, un aiuto innanzitutto alla Regione naturalmente e anche se necessario la protezione civile. Sono diverse le ipotesi che stiamo analizzando, quindi anche l'assemblea di oggi è importante per individuare quelle che potrebbero essere le scelte migliori, anche perché ormai siamo vicini all'estate e quindi abbiamo la necessità di avere soluzioni di breve periodo. Abbiamo lavorato tanto per risolvere i problemi nel medio-lungo periodo, però in questo momento è necessario trovare delle soluzioni a brevissimo. Come e perché si è arrivati a questa emergenza? Ma si è arrivato a questa emergenza perché lo sappiamo da anni che il tempo è cambiato, il clima è cambiato, quindi si parla anche nel prossimo futuro di una vera e propria desertificazione. Il tempo è cambiato, il clima è cambiato e quindi anche noi dobbiamo trovare delle soluzioni innovative. Prefetto, un momento importante questo, con una crisi emergenza idrica, insomma, purtroppo non solo per Agrigento ma per tutta la Sicilia. Ecco, diverse le proposte, tra cui anche quella di far riaprire il dissalatore ad Agrigento. Queste sono proposte sicuramente a lungo termine. È chiaro che un dissalatore non si riapre, specie quando è in disuso da molti anni, in tempi brevi. Quindi bisogna cercare altrove le soluzioni. Intanto teniamo presente che il Governo nazionale sta affrontando il tema probabilmente in termini emergenziali. Questo ci darà più poteri e più possibilità di agire e darà alla Regione anche una libertà di movimento e di finanziamento che ha il suo peso. Dopodiché le soluzioni vanno cercate nella ricerca di tutte le fonti d'acqua presenti già sul territorio, perché il territorio sì, certamente è in siccità, ma esistono ancora delle fonti, delle scaturigini che possono essere utilizzate. Nella equa ripartizione delle scarne risorse esistenti, in modo da evitare di prosciugare per esempio i bacini lacustri che verrebbero danneggiati irreparabilmente, devono mantenere comunque un minimo di quantità d'acqua. E chiaramente tutto questo verrà fatto senza, tener conto di eventuali personali suscettibilità. L'acqua è di tutti, deve essere distribuita in maniera equa, deve essere distribuita fra tutti secondo i bisogni e se c'è da fare sacrifici si deve chiedere a tutti lo stesso livello di sacrificio. Nessuno deve essere svantaggiato, quindi lavoreremo su questo. L'assemblea dei sindaci si è riunita, come è giusto che sia, per affrontare il problema dell'emergenza idrica. L'emergenza idrica, che non è un problema di Agrigento o della provincia di Agrigento, ormai è un problema nazionale e la Sicilia purtroppo in questa triste graduatoria è alle prime posizioni per la dichiarazione dello stato siccitoso dei suoi territori. È chiaro che AICA è un'azienda che gestisce il servizio idrico, ma gestisce l'erogazione dei turni idrici quando l'acqua c'è. Se l'acqua manca i nostri invasi sono già ai minimi storici, è chiaro che si allungano le turnazioni, è chiaro che aumentano i problemi per le singole famiglie. AICA sta cercando di porre rimedio a questo stato emergenziale, stiamo cercando di trovare delle soluzioni a breve e a medio termine, perché certamente affrontare l'estate in queste condizioni procura parecchie perplessità e parecchie preoccupazioni. Quindi ben venga questo incontro dell'Assemblea dei Sindaci nella speranza che si possa trovare tutti insieme una soluzione per tamponare questa emergenza. È chiaro che non si può più ragionare in compartimenti stagni, cioè ogni sindaco deve essere pronto ad affrontare il problema di tutto il territorio, non quello del proprio singolo comune. In questa nuova ottica forse riusciremo a trovare delle soluzioni adeguate. Un problema serio quello della distribuzione idrica, dove Agrigento sta già scontando le sue pene, Sindaco. Sì, è veramente serio il problema, siamo arrivati a toccare il fondo, la crisi idrica è arrivata ai minimi termini ormai. È vero che c'è una problematica di cambiamento climatico, però c'è anche una problematica di riuscire a reperire nuove risorse idriche a 360 gradi. Una proposta che io porterò avanti oggi
con l'assemblea dei sindaci. Nell'assemblea dei sindaci è quella di poter immediatamente ripristinare i dissalatori di Porto Empedocle, perché a detta dei tecnici le condotte sono funzionanti, basta soltanto cambiare modulo. Certo c'è un impegno di spesa notevole e personalmente mi rivolgevo al governo nazionale, anche perché ho interloquito più volte con il governo regionale e anche loro stanno lavorando per darci una mano d'aiuto, però naturalmente penso che il governo nazionale può ascoltare questo grido d'aiuto che viene dalla Sicilia, perché il problema è dell'intera Sicilia. E ancora sulla crisi idrica, con particolare riferimento al riflesso che ha sul comparto agricolo, interviene il deputato del Partito Democratico all'Ars, Nello Di Pasquale. La Sicilia, dice, chiede lo stato di emergenza nazionale per la siccità che mette a rischio l'agricoltura e la zootecnia. Una situazione paradossale se si pensa che la richiesta arriva da un governo di destra in continuità con la giunta precedente, che si lasciò sfuggire la grande occasione del PNRR facendosi bocciare 31 progetti dal valore di 423 milioni di euro. Secondo Di Pasquale, la Sicilia vive una crisi idrica senza precedenti e chiede al governo nazionale del suo stesso colore politico di non perdere tempo nell'esaminare la richiesta di stato di emergenza. Quei fondi PNRR, conclude, avrebbero consentito l'aumento della capacità delle dighe siciliane, dove spesso l'acqua viene sprecata in assenza delle autorizzazioni necessarie per gli invasi, e avrebbero assicurato la manutenzione a una rete di distribuzione oramai in condizioni pessime. E adesso politica. Altre 4 stelle sono entrate nel firmamento della libertà, ufficializzata l'adesione del Popolo della Famiglia con Mario Adinolfi, Progresso Sostenibile con Giulia Moi, Sovranità con Marco Mori, Fronte Verde con Vincenzo Galizia. Così Cateno De Luca ha esordito nel corso di una conferenza stampa all'Hotel Nazionale, presentando le altre forze politiche che hanno scelto di aderire al progetto Libertà per le europee. Con la nostra lista Libertà, afferma, sarà protagonista alle prossime europee dell'8 e 9 giugno e, a differenza di tutti gli altri partiti, dice Cateno De Luca, che si presenteranno con liste maschere per nascondere i propri alleati, noi daremo pari dignità a tutti i movimenti politici che hanno scelto di metterci la faccia. E questa per Cateno De Luca è democrazia. E adesso parliamo di giustizia tributaria. Brusca impennata per quanto riguarda i ricorsi proposti in primo grado tanto nel 2022 che nel 2023. Quanto ha detto il presidente della Corte di Giustizia Tributaria della Sicilia, Antonio Novara, nel corso dell'inaugurazione dell'anno tributario che si è celebrato nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza a Palermo. Un dato valevole anche per la Regione Sicilia, con riguardo ai ricorsi prevenuti in primo grado, che sono circa 215.000, con la sopravvenienza più alta avutasi presso la Corte di primo grado di Catania. Raccontami l'autismo è stato il tema di un concorso nazionale svoltosi a Favara presso l'Istituto Comprensivo Guarino. Oggi c'è stata la premiazione che si è incardinata nell'ambito di una settimana che sul tema ha voluto la dirigente Gabriella Bruccoleri, un concorso al quale hanno partecipato tante scuole da tutta Italia. Vediamo. Una serie di giornate dedicate all'autismo qui a Favara presso l'Istituto Guarino. Ecco, ne parliamo con la dirigente scolastica Bruccoleri. Sì, è una settimana come ogni anno dedicata all'autismo che prevede naturalmente una serie di iniziative di ordine didattico, dalla lettura di testi all'ascolto, di esperienze e di testimonianze, all'organizzazione dell'edizione del concorso Raccontami l'autismo con la premiazione dei vincitori, la partecipazione alla passeggiata, il confronto alla Valle dei Tempi, il confronto di buone pratiche. Ancora una volta la scuola, che è sede di Sportello Autismo, questa straordinaria esperienza di volontariato e di passione per l'inclusione che porto avanti ormai da tanti anni nella mia scuola insieme al mio fantastico team,
vuole mettere al centro la pluralità, vuole mettere al centro lo sforzo che fanno tutte le scuole italiane, in particolare quelle agrigentine, per includere e per accogliere. Lo sportello autismo ovviamente supporta le esperienze di inclusione, supporta le famiglie, supporta con gli specialisti e i suoi insegnanti tutto quelle iniziative della provincia che vogliono migliorare, che vogliono accogliere, che vogliono ancora una volta vivere l'espressione dell'autismo non soltanto in termini di difficoltà, ma soprattutto in termini di pluralità e di espressione di un modo diverso di vedere il mondo. Abbiamo visto un'ampia partecipazione scolastica di istituti di varie province siciliane e oggi la premiazione. No, devo dire che il concorso è nazionale, più di 200 scuole a livello nazionale hanno partecipato, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, passando per la Sardegna. Voglio davvero ringraziare lo sforzo straordinario di tanti docenti, di tanti colleghi dirigenti, per un concorso giunto alla sua 8ª edizione, Raccontami l'autismo, che è davvero uno spaccato nazionale di una scuola che include, di una scuola che accoglie, di una scuola che ogni giorno lavora per tutti e per ciascuno. Ecco, questo è un istituto che lei dirige e che però è sempre presente nelle iniziative sociali in diversi momenti e con diversi argomenti. La scuola ovviamente è all'interno di una prospettiva di territorio, crediamo nell'aula allargata, crediamo nel patto formativo di corresponsabilità, nel patto di comunità, perché la scuola in un particolare periodo storico come questo deve ovviamente avere accanto a sé la famiglia, il territorio e tutte le persone di buona volontà. Un'iniziativa sicuramente bella, importante, con un'ampia partecipazione non solo regionale ma anche nazionale. L'Istituto Guarino su questa settimana dedicata all'autismo. Ecco, qual è la situazione anche da parte del Comune, anche voi che tipo di assistenza fornite? Un concorso questo che va a chiudere tutta una serie di lavori che sono stati fatti con la collaborazione di istituti di tutta Italia ed è stato un percorso che ha messo, come si suol dire, in evidenza tutte le criticità e il significato che ha l'autismo, specialmente riguardante anche le scuole, dalla scuola materna all'infanzia complessiva, alle scuole medie e quindi anche gli adulti in definitiva. Un concorso a cui hanno partecipato moltissimi istituti a livello nazionale con presentazione di lavori di grande significato culturale e artistico. La nostra amministrazione è stata presente in tutte le fasi di questo percorso. Io personalmente sono anche componente della giuria di questi premi e ho potuto notare e rilevare la capacità creativa, artistica, inventiva straordinaria di alunni che hanno saputo interpretare e dare un senso a ciò che significa autismo in tutte le sue sfaccettature. E adesso la cronaca: naufragio di un barchino in area Sarra maltese a 33 miglia a sud-ovest di Lampedusa. La Guardia Costiera è riuscita a recuperare 35 migranti e il cadavere purtroppo di una donna. È accaduto durante la notte. A mobilitarsi per salvare i migranti sono stati i militari della motovedetta CP-274 che hanno poi sbarcato i superstiti e il cadavere al molo Favarolo. Qualche breve di cronaca: ancora una piccola utilitaria è stata oggetto di furto da parte di ignoti. È accaduto nella centrale via Sturzo di Agrigento, dove il proprietario, dopo aver parcheggiato la sua autovettura, ha avuto la amara sorpresa di non ritrovarla. È scattata la denuncia e quello che del quale abbiamo appena parlato è un reato che si ripete perché sono state davvero tante le denunce in breve tempo di autovetture rubate di piccola cilindrata. Le forze dell'ordine hanno per tutte quante avviato indagini di rito.
E c'è stato un incidente stradale stamani a Porto Empedocle dove due auto, una Fiat Clio e una Twingo e un autocarro, per cause ancora in corso di accertamento, sono venuti in collisione. Un uomo alla guida della Renault Clio versa in gravi condizioni in codice rosso. La donna che pilotava la Renault Twingo, una 57enne di Aragona, è stata ricoverata al San Giovanni di Dio per avere riportato traumi e contusioni. Parliamo adesso dell'omicidio del sindacalista Mico Geraci, perché restano in carcere i boss di Trabia. È stata confermata l'ordinanza di custodia cautelare per Pietro e Salvatore Rinella. Ricorso respinto. Il Tribunale del Riesame conferma l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per i fratelli Salvatore e Pietro Rinella, mafiosi di Trabia, accusati dell'omicidio del sindacalista Mico Geraci. I pubblici ministeri Giovanni Antoci e Bruno Brucoli si erano opposti all'istanza della difesa. Geraci fu assassinato l'8 ottobre del 1998 a Caccamo. Secondo l'accusa, i due indagati fecero una cortesia a Bernardo Provenzano. L'indagine dei carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale. I mafiosi del paese in provincia di Palermo chiesero a Provenzano di sbarazzarsi del sindacalista della UIL e politico che ostacolava, e non di poco, gli interessi di Cosa Nostra. Dalle concessioni edilizie ai contributi agricoli, dal piano regolatore alla distribuzione dell'acqua, Geraci, uomo sempre ligio al dovere, stava per candidarsi persino a sindaco. Provenzano però diede l'ordine di ucciderlo, scavalcando così il capomandamento di Caccamo, Nino Giuffre, che si era opposto poiché temeva la reazione delle forze dell'ordine. I Rinella, entrambi già detenuti all'ergastolo, si affidarono ai killer Filippo Lococo e Antonino Canu, che qualche anno dopo sarebbero stati assassinati. Erano considerati due cani sciolti. Geraci fu ucciso a fucilate davanti alla sua abitazione, sotto gli occhi di suo figlio Giovanni, che allora aveva solo 17 anni. Giovanni provò a fermare il killer, lanciandogli il vaso di una pianta. Era il gesto disperato di un ragazzino a cui stavano ammazzando il padre. Un padre scomodo, però, che aveva alzato il velo sulle anomalie del piano regolatore del comune sciolto per mafia. Guarda caso, Cosa Nostra controllava persino l'affidamento degli alloggi pubblici e ai servizi sociali lavorava Rosaria Stanfa, moglie di Antonino Giuffre, detto Nino Manuzza, divenuto poi collaboratore di giustizia. Quando Giuffre si pentì, spiegò di essersi opposto all'omicidio che avrebbe attirato l'attenzione degli investigatori. Altre famiglie mafiose spingevano per il delitto, Geraci dava fastidio. Una prima inchiesta fu archiviata nel 2002, fra gli indagati c'era anche Bernardo Provenzano. Geraci aveva iniziato a fare politica 20 anni prima. Nel 1978 fu eletto al Consiglio Comunale con la Democrazia Cristiana. In contemporanea era impegnato con il sindacato UIL, gestiva un patronato proprio nella sua Caccamo. Il suo punto di riferimento era Don Giovanni Scaletta, allora direttore della Caritas diocesana. Nel 97 Geraci si era avvicinato all'onorevole Giuseppe Lumia, allora esponente dei Democratici di Sinistra e componente della Commissione parlamentare antimafia. Il 30 luglio del 1998, poco più di 2 mesi prima dell'omicidio, in un incontro pubblico Geraci aveva apertamente preso posizione contro i mafiosi. Puntava il dito contro l'ingerenza del boss nella elaborazione del piano regolatore di Caccamo e nella gestione dell'acqua comunale. E la solidarietà della nostra emittente va al collega Manlio Viola, direttore di Blau Sicilia, la cui auto è stata oggetto di ben 3 danneggiamenti in soli 50 giorni. Gli atti vandalici sono stati perpetrati in pieno giorno, proprio mentre l'autovettura era parcheggiata nei pressi del sito che ospita Blog Sicilia. Sono episodi inquietanti che la dicono lunga su quanto sia difficile fare libero
libera informazione, che spesso significa diffondere notizie non proprio gradite a sistemi di reti clientelari e lobby affaristico-politiche. E ancora comunque in tema, questa volta l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza congiuntamente alla Procura europea, che ha sgominato una elaborata attività criminosa in atto in Italia e in altri stati europei tesa a distrarre illegittimamente le risorse del PNRR, è stata oggetto anche di una dichiarazione dell'ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, che ha subito nel tempo tante pesanti intimidazioni dalla mafia e che è attuale candidato alle elezioni europee per il Movimento 5 Stelle come capolista nella circoscrizione Isole. Secondo Antoci, il sequestro di 600 milioni condotto dalla Guardia di Finanza di Venezia per un utilizzo fraudolento dei fondi del PNRR con 23 arresti è un campanello d'allarme inquietante che richiede efficaci e immediate opere di contrasto. La nostra lingua quotidiana informatizzata è il titolo di un libro presentato ieri presso le fabbriche chiaramontane con il patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo. Parliamo di questa presentazione di questo libro LQI, ecco cosa vuol dire e cosa sintetizza questo libro? Il titolo riassume nostra lingua quotidiana informatizzata, sostanzialmente è un'analisi dell'impatto che hanno i computer, i telefonini sulla lingua con cui comunichiamo giorno per giorno, per cui oramai questa lingua si è meccanizzata come quella delle macchine, appunto. Diciamo che è un frasario un po' complesso, insomma, non per tutti. No, perché poi alla fine, specialmente i giovani, sono particolarmente bravi a maneggiarlo, ma non si rendono conto che quando parlano come se parlassero con delle macchine, sostanzialmente. Questo è il succo. L'autore del libro è uno psicanalista, tra l'altro, che è francese, che cerca di farci vedere in che modo questa lingua ci costringe a limitare i nostri pensieri. È un libro molto interessante che riguarda il linguaggio nell'epoca dell'informatica, dei codici e delle comunicazioni informatiche, e mi piace così parlarne con i traduttori e con coloro che hanno curato questa edizione italiana. Ma la cosa più importante è che il polo territoriale universitario di Agrigento si apre a delle manifestazioni dentro la città, all'interno delle fabbriche chiaramontane, per dare anche un segnale di disseminazione culturale che va fuori dalle aule universitarie e che vuole, espandere, il portato culturale e l'influenza dell'Università di Agrigento all'interno della città. È una formula che inauguriamo oggi, una collaborazione con la Fondazione Orestiadi, che ci vede presenti in modo diverso all'interno del contesto urbano e che ci vedrà ancora più attivi dentro la città dopo l'apertura della nuova sede dell'Università di Agrigento, del polo territoriale universitario di Agrigento, nei locali dell'ex ospedale di Via Atenea. Quindi ci sono tutti gli auspici per rendere ancora più attiva e più fertile la dimensione dell'Università di Agrigento per la collettività, per la comunità intera. Come quasi ogni giorno torniamo ad occuparci anche del ponte sullo Stretto e oggi c'è la posizione dei cittadini del comitato invece del ponte e quella dell'avvocato Carmelo Briguglio. Sentiamo. È una gran propaganda perché loro presentano come fatto qualcosa che è ancora nella mente di Dio. Ricordiamoci che avere lanciato un avviso
e conseguentemente pubblicato centinaia e centinaia di pagine con nominativi, da un lato fa molto gioco perché conferma quello che abbiamo sempre detto, è tutta la città che verrà colpita e in gran parte devastata dal tentativo di costruire quest'opera inutile, faraonica e che non serve sicuramente. Dall'altro lato dobbiamo confermare che nessun esproprio, ma l'ha detto Ciucci in questa sala non più tardi di 20 giorni fa, nessun esproprio potrà partire se non prima c'è la dichiarazione di pubblica utilità, e la dichiarazione di pubblica utilità può essere fatta soltanto dopo che la farà il sindaco, si avrà la possibilità di farlo, dopo che il CIPES approverà il progetto definitivo. Quindi stiamo parlando di cose che se tutto andasse secondo i loro calcoli avverranno probabilmente fra almeno 3 mesi. Stiamo vivendo un'ambascia, ma non da qualche giorno che ci è stato comunicato in modo più, diciamo, ufficiale l'inizio di quest'iter e così via, ma da 20-30 anni, per dire la verità, perché tra questi alti e bassi di governi che un po' portano avanti l'idea del ponte, poi si cambia governo e questo ponte non si fa più, insomma, da che il ponte sa da fare, da che il ponte non sa da fare. E allora noi viviamo in questa situazione e ora giustamente ci sentiamo ancora più scoperti, perché non ci sentiamo neanche cautelati dall'istituzione comunale, che dovrebbe invece ascoltare, secondo me, la voce di una collettività intera. Messina e Villa saranno 2 cantieri a cielo aperto. Viviamo giorno dopo giorno nella speranza di trovare quelle strategie giuste. Noi le stiamo mettendo in campo tutte quelle che la democrazia ci consente, che siamo persone democratiche, ovviamente, di trovare quella strategia giusta per fermare questo delirio pontista, perché noi, non noi sole le gli espropriandi, quasi l'intera collettività lo vede come un delirio. Fino ad oggi gli espropriandi erano considerati quelli che da Faro arrivavano fino a via Santa Cecilia. Questo è il vecchio progetto preliminare approvato 20 anni fa. Da ieri, e chissà perché poi con tanto ritardo, si è data comunicazione che oltre a quelli ci sono tutti gli esproprianti della zona sud che vanno da via Santa Cecilia a Contesse. Questa è la vera novità. Cioè non è che la cortesia che si fa agli esproprianti dicendogli tu sei espropriando, vieni, ne parliamo, eccetera, ma che hanno iniziato un altro procedimento in cui hanno progettato di imporre il vincolo espropriativo a tutte le aree che da via Santa Cecilia vanno a Contesse, perciò non c'è cortesia a nessuno, è una cosa che dovevano fare e secondo me l'hanno fatto con grande ritardo, perché la gente si scopre oggi, quando tra 3 mesi verrà approvato il progetto definitivo, che la sua casa sarà espropriata. In questo momento per i singoli cittadini non c'è spazio per ricorso, il ricorso i singoli cittadini lo possono fare avverso il provvedimento del CIPES che approverà il progetto definitivo. In questo spazio temporale i cittadini parteciperanno ai procedimenti in corso davanti alla Commissione di valutazione di impatto ambientale, nella conferenza dei servizi, nella fase che si è aperta ieri con la pubblicazione, facendo le proprie osservazioni e la propria contrarietà al fatto che oggi apprende che il suo terreno, la sua casa è stata inserita in una fase espropriativa. Il fatto che l'opera possa essere considerata dichiarata di interesse strategico nazionale, questo riduce il diritto dei cittadini qua coinvolti a fare ricorso? Ma intanto è stata utilizzata, va bene, per montare un decreto legge 35 che è veramente liberticida, è tutto il contrario di quello che una buona gestione delle norme giuridiche dovrebbe comportare. Si è cancellato qualunque diritto dei cittadini nel decreto legge 35, perché bisogna fare presto, bisogna arrivare presto all'approvazione, bisogna arrivare presto a mettere la prima pietra. Ma sta premura chi ce l'ha e perché? Qualcuno ci deve spiegare questo cavolo di premura.
bisogna arrivare a calci nel sedere immediatamente, bisogna cominciare a lavorare immediatamente. Ma perché? Salvini ci risponda, e ce lo dico, qual è il suo interesse a tutta questa premura? O veramente ci vuole convincere che vuole il nostro bene e che finalmente ci regalerà un ponte che noi aspettiamo da 50 anni? Noi aspettiamo ben altro da 50 anni. Un intergruppo costituito all'Ars tra deputati di maggioranza e opposizione per sviluppare una massiccia campagna di informazione rivolta ai genitori e renderli edotti dei gravissimi pericoli a cui espongono i propri figli, specie se in tenera età, qualora gli affidino per lungo tempo un telefono cellulare, un tablet o qualsiasi altro dispositivo digitale. L'idea è del deputato pediatra Carlo Gilistro, che quotidianamente per la sua professione ha a che fare con bambini molto piccoli che scontano sulla propria pelle i contraccolpi dell'abuso degli apparecchi digitali. La vera storia di Vittina Crozza è il titolo di un libro presentato al Castello Chiaramontano di Favara. Per noi c'era Giuseppe Moscato. Vittina Crozza è la canzone più manipolata e oltraggiata della tradizione siciliana. L'allegro refrain tra l'alleru, l'alleru, l'allà non ha nulla a che vedere con la versione originale e anzi ne travisa il senso e ne mortifica l'intento, e che ha finito per modificare il significato di una canzone che parla di sofferenze atroci e che è una drammatica invocazione di giustizia e di fede. Questo è il pensiero di Sara Favarò, scrittrice e autrice del libro La vera storia di Vittina Crozza, autori, miniere, morte e misteri. Protagonista della canzone è Ena Crozza, ossia un teschio che attraverso il suo racconto si fa promotore di una forte denuncia sociale. Vittina Crozza è un canto che nasce a Favara e non è nemmeno così antica come da molti si vuole. Non è un canto del Settecento, nemmeno dell'Ottocento, è un canto che è nato a Favara nel 1950, ha una data ben precisa. Allorquando il regista Pietro Germi venne a Favara per filmare Il cammino della speranza. E fu qui che un signore che era stato minatore, poi contadino, certo Gibardo, riferì al regista le parole di quello che non era ancora una canzone, ma era una sorta di canto funebre, era una sorta di poesia. Germi rimase molto colpito da questa realtà tremenda che era quella dei minatori che purtroppo morivano senza avere il conforto della Chiesa, se morivano per una disgrazia all'interno delle miniere, perché erano tanti purtroppo i preti che allora vietavano che si suonassero le campane a morte e che si svolgessero le esequie funebri, la cosiddetta messa da morto. Cosa troverà il lettore in questo tuo libro? In questo mio libro troverà più di 20 anni di ricerca per cercare di capire come una canzone così triste, dal titolo già funesto che dice "Ho visto un teschio", possa poi avere quell'aggiunta nefasta di "l'alleru, l'alleru, l'alleru". Cioè, io mi sono chiesta, se la canzone dice "Ho visto un teschio", ma che c'è da ridere a vedere un teschio? Che c'è da essere allegri? E da lì è partita la mia ricerca fino a quando sono arrivata a Favara e alla nascita di Vittina Crozza, a scoprire chi ne è l'autore, chi ne è il compositore, tutte cose che si davano per anonimo, tant'è che furono più di 100 gli arrangiatori discografici, parolieri che vollero registrare Vittina Crozza a proprio nome per mero vantaggio economico. La storia narrata da Sara Favarò ha dell'incredibile. Con intensa indignazione ripercorre l'ostracismo perpetrato dalla Chiesa del tempo nei confronti dei minatori morti nelle zolfatare. I loro resti mortali non solo spesso rimanevano sepolti per sempre nell'oscurità perenne delle miniere, ma per loro erano precluse onoranze funebri e persino, insiste il teschio nella canzone, un semplice rintocco di campana.
Il libro è stato presentato al Castello Chiaramonte di Favara su iniziativa del Comune, la Proloco Castello, il Centro Studi Antonio Russello, Riberarci e il Caffè Letterario di Favara. Ha coordinato l'incontro Antonio Liotta, editore di Medinova e vice sindaco di Favara. Con il contributo artistico di Antonio Zarcone e Mimmo Pontillo, le letture di Sara Chianetta. Presenti assieme all'autrice Sara Favarò, il critico letterario Mariza Rusignolo e il responsabile del Centro Studi Miniere di Zolfo di Lercarafriddi, Pippo Furnari. Favara sembra essere un tutt'uno non solo con la sua tradizione solfatara, ma anche con Vittina Crozza. Esattamente, perché le zolfare, il mondo delle zolfare alla fine hanno creato le condizioni per nascere un canto popolare che è riconosciuto, è apprezzato, è cantato in tutto il mondo, ed è proprio la sofferenza della miniera che porta l'autore, in questo caso il favarese Giuseppe Cibardo Bisaccia, a scrivere questa canzone, a inventarne la melodia, che poi è stata trasformata in musica vera e propria da Franco Licausi. Sara Favarò ci fa scoprire anche delle cose particolari sul mondo della solfara, sicuramente un mondo di sofferenza. Ma sicuramente perché lei ha fatto più di 25 anni di ricerche su tutti i canti, sulle origini, sulle similitudini, e quindi è riuscita a tirare fuori documenti importantissimi che danno ragione e vita all'autore della canzone, la canzone che nasce a Favara, e nello stesso tempo a dissipare tutti i dubbi che c'erano su questa origine del canto. Il lavoro di Sara ci dà la possibilità, al di là della ricerca sul testo, su Vittina Crozza, ci dà la possibilità di affrontare ancora una volta la vita del zolfare, la dura vita di questo mondo che ha segnato gran parte della Sicilia, la dura vita dello zolfo, dell'organizzazione per l'estrazione dello zolfo, e la parte più dura, più severa delle condizioni di vita era quella dei cherusi. Questi bambini che molti di loro venivano venduti dalle famiglie su versante, poi nelle diverse zone magari si chiamavano in maniera diversa, venivano dati in affitto, fin quando non veniva riscattato la somma che veniva data alla famiglia, somma che raramente veniva riscattata. Perché lei, attraverso questa canzone, riesce a delineare il contesto socioculturale delle zolfare e quindi dà dignità letteraria, come tanti altri autori, a questa canzone, e quindi si inserisce nel solco di Verga, di Pirandello, delinea un'altra Sicilia, una Sicilia parallela a quella bellissima Sicilia che era tanto stata esaltata da Goethe nel suo viaggio in Sicilia. La verità è quella che Sara delinea, cioè è una verità che è stata molto delineata attraverso le inchieste, attraverso le ricerche, attraverso i lessemi che sono stati e le varianti che sono state messe in questa canzone. Alla fine lei ha una sua verità, che è la verità più accettabile tra tutte quelle che sono state dette. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, potete continuare a farlo sempre attraverso Video Sicilia sul 93 alle ore 15, alle 20 e alle 9 del mattino, e ancora sul 268 in tutta Italia, link TV locali e poi TVA in tutta Italia, e poi ancora in tutto il mondo sul nostro sito www.televideoagrigento.tv. Grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.